Presidente, oggi si inaugura la terza linea di produzione di questa azienda importante, una realtà ovviamente produttiva importante, ma anche un risparmio e una sostenibilità ambientale in più. Sicuramente è un'azienda importante che fa conoscere questo territorio nel mondo e devo dire che ha anche un collegamento estremamente forte con il territorio. Non a caso oggi alla presentazione dell'ampliamento della produzione con la terza linea sono presenti anche gli amministratori locali, oltre ovviamente a me e al vicepresidente Bolsonello. È un segnale che vogliamo dare perché effettivamente siamo di fronte ad un prodotto di qualità che viene esportato in tutto il mondo. Questa azienda ha avuto la capacità di capire quanto fosse importante rivolgersi anche fuori dal territorio nazionale. Il successo è arrivato e ovviamente anche la volontà di consolidarlo con una ulteriore produzione. Credo che l'amministrazione regionale non possa non essere presente di fronte ad iniziative di questo spessore. Vicepresidente e assessore alle attività produttive Bolsonello, oggi la Regione è presente in forze in una realtà produttiva che ha un aumento importante del suo fatturato. Un aumento importante del fatturato e anche un aumento importante dell'occupazione, soprattutto in zone come queste dove fare impresa è veramente molto difficile. Questa è veramente un'eccellenza, lo è sia per qualità del prodotto e infatti vediamo che è presente sui mercati mondiali e dall'altra parte anche come modalità di produzione, una produzione che va sempre più verso prodotti innovativi. Si pensa che vendere acqua sia qualcosa di molto semplice, invece serve tecnologia, serve innovazione, serve capacità di stare sui mercati mondiali. E questo è quello che Dolomia riesce a fare e devo dire anche la soddisfazione è che riesce a farlo con penetrazioni significative. Questa è un'azienda che esporta moltissimo, che ha mercati sia nel sud-est asiatico che in America e che ci permette quindi di essere presenti su questi mercati anche come Friuli Venezia Giulia. Fatto? Benissimo.